Manca poco all'avvio completo della differenziata da Agrigento, cosa cambierà e per chi cambierà? Sì, si parte giorno 19, lunedì 19, si parte per tutta la città, il centro città e anche Fontanelle diciamo che dovrà adeguarsi al sistema generale della differenziata. Io invito tutti gli abitanti di Fontanelle ad andare a ritirare i 5 mastelli, potranno farlo nella giornata di venerdì e di sabato di questa settimana presso il Palacongressi e da lunedì in poi presso il centro, diciamo, comunale di Fontanelle stesso. La differenziata che parte è un fatto importantissimo. Voi saprete quasi tutti che si stanno spendendo 100 milioni di euro per mandare prossimamente i rifiuti all'estero. Se noi riusciamo a partire bene con la differenziata, non dovremo pagare una quota di questi 100 milioni di euro, che appesantirebbe in modo astronomico la nostra bolletta. E poi è un fatto di civiltà, quindi oggi c'è una squadra che sta girando per la città per individuare alcuni spazi da destinare ai palazzi che non hanno spazi antistanti per depositare i mastelli e cercheremo in ogni modo di venire incontro alle esigenze dei cittadini. Manterremo in piedi le isole ecologiche, faremo un servizio per la raccolta dei pannolini, ci saranno tutta una serie di punti di riferimento dove si potrà in qualche modo risolvere se c'è qualche problema. Io vi chiedo una collaborazione che è per voi e per noi, ma soprattutto per voi, perché e nel voi ci sono anch'io, diciamo, perché andiamo a risparmiare, andiamo a non inquinare l'ambiente e quindi avere anche una migliore qualità della vita, creiamo le condizioni veramente per fare sì che Agrigento, diciamo, decolli da questo punto di vista e sia una delle prime città che riesce ad arrivare a percentuali differenziate altissime. Siamo già al 25%, io spero che a fine anno arriveremo almeno al 60%.